Signori, buonasera a tutti. Buonasera a lei. Perfetto, mi sentite? Buonasera. Per ora? Buonasera. Speriamo. Sì. Mi ero preoccupata, non avevo visto Menec, ho detto ma come diserta Menec? Invece no, c'è, lo vedo. Perfetto. Avete passato una buona settimana? Sì, immagino. Adesso c'è un bel tempo autunnale, anzi sembra quasi invernale e io sono già stufa, non so voi. Comunque, dai, cominciamo. Abbiamo affrontato il problema dei pronomi. Vedo Sara inquadrata, ragion per cui chiederei a lei di fare la lettrice e di raccontarci qualcosa sui pronomi. Ok, il pronome. Il pronome è così chiamato perché fa le veci del nome. I pronomi personali principali sono Mm. io, me, 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 mange, mm, tu, te, mm, te skriet, mm. lui, le, a lui, Sì, le, non le, va bene. le. Noi, noter o notre, Mm, per noter, al va, bei, se. mm. Queste sono le frasi, Voi, sì? oter, o voter, Mm, o voter, oltre. oter sibrai, Mm. essi o esse, lur o lure, lur i gafam. Bene, perfetto. Vediamo. No, va bene, dai, continuiamo. Poi facciamo dopo l'esercizio. Ok. Avanti, avanti. Le particelle pronominali o pronomi secondari non sono mai accentate e sono me, ne arde ngir. Io mi Ti, guardo. te, Mm, ti, te caminet. mm, Si, se, la, la camina. mm, Ci, me, pias o lac. mm, Vive, me, vearde. mm. Li, le, accus, Accusativo. accusativo, i. Lur, i canta. Mettete, scusatemi, se ce l'avete scritto su carta, metteteci accanto anche nominativo, perché in questo caso non Ah, è un accusativo. ok. Loro, dativo, Mm, che, meghe, parle. mm. Nella coniugazione dei verbi è possibile omettere il pronome principale, ma non il secondario. Mm. Tel dighe dopo. Ecco, fermiamoci un momento. Se io in questa frase volessi mettere anche il pronome principale, cosa dovrei mettere? Questa qui, tel dighe dopo. Me tel dighe dopo. Brava, perfetto. Brava, va bene, Ok. andiamo avanti. Parlando in bergamasco è accettabile usare sia il pronome principale sia il secondario, anche dove l'italiano non lo accetterebbe. A me piace il vi, Mm? che è liber, le, No. el me, che è liber, le, No. el me, de me. No. Allora, che è Sono un po' liber le, l'el me de me. E non è giusto in Ah, italiano, perché letteralmente sarebbe quel libro lì è il mio di me. Non possiamo dirlo in di italiano. me, esatto. Ma in bergamasco possiamo dire che liber le, l'el me de me, proprio per affermare il fatto che sia proprio mio. E la frase successiva. Ah, la colpa le so de lur. La Noi colpa è di loro. di loro, oppure è loro, ma non diciamo mai è sua di loro. Invece in bergamasco è accettato, anzi apprezzato. Avanti. Si è ormai anche in bergamasco quasi perduto l'uso di rivolgersi col V.
o U a persone di riguardo come i genitori, nonni o suoceri. Sara, Le Sara, Sara, domande a U. Sara, Sara, corre lei, quasi Ah, perduto scusi. di rivolgersi con il V o U, perché U è il numerale Ah, la 1. dieresi. Invece in Ok. questo caso è U a persone? U. Di riguardo come genitori, nonni o suoceri. V demande a U No, ve se domande a la U, ve a domande U a U, se la V domande a U se la V par giusta. caro nonno, Ah, vi domando a domando a voi. voi se vi pare giusta, quindi ve domande a U se la vi pare giusta. Avanti. Ok. Allora, pronomi possessivi sono gli aggettivi possessivi quando assumono la funzione del nome e sono spesso preceduti dall'articolo. Famela mia, öna de to. No, Di to. fammi mia una di to, non farmene una Famela delle mia. due, a che lei è possessivo. E non è un aggettivo perché non c'è il nome, è un pronome. Fammi mia una di to, cioè delle cose che fai tu, non farmene una delle cose che fai tu. Avanti? Ol pader, l'el nost. Mhm, La mader, l'è la osta. mhm. Ol taul, le Le su so, de no, lur. no, le No. so, Le so de lur. Le le so so di de lui. lur. È suo di No, loro. se io per esempio questo ol pader l'el nost, volessi utilizzare questo nost come aggettivo, cosa dovrei mettere? Ol pader. E il nostro padre è bravo. Bravo, il nos Ah, pader è giusto. bravo, bravissimo Menek. La madre e la osta è lo stesso, la osta mater le è bravo, le. E ol taul, ol so taul, le è l'onc, per esempio. Va bene, bravo Menek. Avanti pronomi dimostrativi, Sara, grazie. Pronomi dimostrativi sono gli stessi aggettivi dimostrativi quando hanno funzione di nome. Mm, Questo il va mia be, mm, che la la mesceta, mm. questo o che lei stess. Bene, allora, se io volessi prendere la frase chela lela mesceta e volessi utilizzare questo chela come aggettivo, cosa dovrei dire? Che la sceta, lei Brava? brava. Oppure lela mea, vero? Ok. Bene, Sì. perfetto, avanti. Pronomi relativi congiungono una frase all'altra e si riducono a chi che. Tutte i persone che conosce je brasit. Ecco, guarda un po', dov'è il pronome relativo? Pronome relativo. Mm? eh, tutte. Eh, No. Sara, Persone che conosce je brai. Pronome relativo. mm, è chi o che? C'è un chi o un che lì? Ah sì che, Eh? certo. Tutte le persone le quali Che, conosco certo. sono brava gente. Avanti con l'altra frase. Chi che staci? Quanti pronomi relativi ci sono lì? Solo che? No, Uno? no. No, due? Chi? Anche? Allora, chi è pronome relativo? E poi? Che? Che? No, cioè è verbo, poi c'è il verbo Sì, essere. Ma CH che perché CH. è colui che è stato, quindi chi è? Chi? Colui che è stato. L'altra? La ca che te comprat le granda. Dov'è il pronome relativo? Che? Che te compra. Brava, va bene. Finiamo? Una curiosità sul suono al può essere
proposizione articolata No, al preposizione. Sara. Preposizione, perché la preposizione sappiamo sono le semplici e le articolate. Proposizione invece ci serve quando facciamo alla l'analisi frase. del periodo. Quindi, Ok, preposizione articolata, vediamo questo come si usa. scusate, sono un po' stanca. No, ma Al Sono cotta oggi. Al cimitero, get ance fiur, ferma, oppure proposizione sem. ferma. Allora, da che cosa è costituita qua la preposizione articolata? Da più il. Brava, a più il, e si scrive esattamente così, al, semplicemente. Invece andiamo avanti. Preposizione semplice più pronome che precede un verbo. Mm? Al suna be. Cioè, allora, preposizione semplice a, L apostrofo è un pronome perché lui suona bene, ma noi non Lui. mettiamo lui al suona be. Mm? Potrebbe essere Ok. anche, avanti, potrebbe essere anche, Il verbo avere più pronome mm? al vest. Al vest, Il, al vest. fermati. Ah, Il vedere. verbo avere più pronome. Lei ha visto al vest, lui al vest. In Ah, questo caso è voce del verbo avere. Ha visto. Mm. ok. Il nome comune valle al Brembana. Che c'è una differenza rispetto alla preposizione articolata perché in questo caso vuole l'accento sulla A, al Brembana. Avanti. Il verbo andare più pronome Mm. al desura, Sì. Va lei di sopra. oppure congiunzione. Sì. Ok. Congiunzione più articolo, Eniel al me pader. No, aspetta. Sì, Ah, sì. Eniel al Ah, me pader, sì. in questo caso Eniel al me pader. in questo Viene caso a vuol dire anche e poi il anche. mio padre. Eniel a viene anche il mio padre. Va bene? Bene, guardate quante cose si possono fare con la parolina al. Questo ve l'ho messo non perché serva per forza sia indispensabile per i pronomi, ma perché è importante vedere quante cose possiamo fare in maniera diversa rispetto a una parolina che è fatta soltanto da 2 lettere. Va bene? Ci siete, signori? Bene. Noi dalla prossima volta attacchiamo con i verbi, ragion per cui adesso facciamo un piccolo ripasso. E allora, se io voglio scrivere la parola cœur, cioè cuore, come faccio a scriverla? Mi risponde Arianna, che non mi sente. O sì? Arianna mi sente? No. E allora vediamo un po'. Alessia, devo scrivere la parola cœur. Sì, ci sono. Brava. Come scriviamo la parola cœur? Allora, C-O con la dieresi R. Sì, O con la dieresi e R. Cosa vuol dire cœur? Cuore. Brava, perfetto. Facciamo una frasettina in bergamasco con cuore? Il cœur, Mm. le dur. Va bene. O il cœur, in quel caso lei il cœur le dur. Va bene, volevo dirle di farne una anche con dur, ma l'ha fatto. Allora, Ok. se io voglio scrivere la parola ghost, cioè, me la traduce sempre Alessia? Ghost, Gust. che Non la so tradurre. non sa tradurre ghost. Gusto, go ok. ghost, per dire sono contento, mi piace, ho gusto. Vediamone un'altra.
Oh, la parola lus. Che cosa vuol dire? Lus. Mm. Direi luce, ma... Dice bene? Ok. Una frasettina con lus. La Toulouse è più bella, più forte Più forte? della me. Oh, Più brava. forte della me. Ha fatto anche un comparativo di maggioranza, ma cosa si può chiedere di più alla vita? Allora, la to, lus. Quindi aggettivo possessivo. La tua luce Mhm. l'è più forte della mea. Come scrivo della mea? De la. Brava, meno male che non mi ha detto della. Va bene. E mea come lo scriviamo? M-E-A. Ma questo posso, guardi, questo glielo sottoscrivo. È la E che voglio sapere come scrive lei. Effettivamente. Allora, è con la mea, è con l'accento acuto. È con l'accento acuto, brava, quindi l'accento stretto, bravissima. Allora, andiamo avanti. Oh, perfetto. Menek. Aggettivo qualificativo nüt. Che vuol dire? Non ho capito. Aggettivo, Mi può ripetere aggettivo qualificativo nud. che vuol dire nudo? Bravo. Mm? Quel scet lele nud. Bravo, ma se io volessi dire kischech le, come farei? Farei plurale di nud. Je, Mm? nud. Ah, Sono nudi. qui No, la luri è nud. ma Luri è nud. o kischech le va sempre bene, ma è nud che non va bene. L'abbiamo fatto l'altra volta quando Nudi, je nudi. no. Come si fa? Come si fa? Io- Brava, io- Arianna mi ha scritto senza dieresi, ma va bene. Quindi il plurale di nut? Oddio, non mi ricordo. Mi verrebbe nudi. No, non esiste per noi. No, No. Il plurale di non mi ricordo. allora, il plurale di nomi o di aggettivi che terminano con lettera D o con lettera T vuole la doppia C. Quindi lur, chi c'è in Ich, le, jenuc. Bravo, Januc. bravo. Ok, grazie a lei. Ma allora, se io voglio fare la parola, voglio che lei mi traduca la parola ponte. Ponte. Sì, Ponte come ponte in italiano? come ponte, sì, sì, il ponte. Quindi ponte. Sì, ponte, ma come si dice in Eh, verità? punt. No, no, tiri via quella N che non ci serve a niente. Put. Put, bravo, Pot. put, Put. put. E Put. se io voglio fare il plurale, sotto i ponti, dormo sotto i ponti. Sotto i puc. Che bravo, meno male. Va bene. Adesso mi ricorderò. Adesso invece, sempre lei, perché stasera ho deciso di torturarla. Allora, Va io bene. voglio fare una frase con la parola in bergamasco asciutto. Il fos lettet sut. No, in questo caso search con la doppia Such. C. È search anche al singolare. E se io dico che i fossi sono asciutti? I fos Mm. è such. Bravo, non cambia, al singolare e al plurale alla doppia C. Bravo, Uguale. bravo. Tanto mi ricordo. Eh.
Bene. Allora, forse non l'abbiamo fatto, per cui se si sbaglia non si preoccupi. Voglio comprare una dozzina di uova. Me la faccia tu. Me ore compra, Öle. ore compra Mm. una donzena di ov. Bravo, donzena, bravo. De œuf. Donzena. De œuf, non de Donzena. ov. De œuf. Bravo. Va bene, bravo, meno male. Ma come siete bravi? Grazie, meno male. Bravissimi, ma bravissimi veramente. Vedo lì scritto che c'è la signora Angeretti e qui cado in piedi. E allora le chiedo. Aia. No, sì, dai, sì. Allora, io voglio tradurre. Vediamo se c'è una bella frase. Oh, brava. Mi traduce questa frase? Sul tavolo Sì. della sala. Sul tavolo della sala. Come scrive Della? Della. Brava. Accenta? Sì, l'accento acuto sulla E. Della, No. de. Ma va, l'abbiamo detto. No. L'abbiamo detto che queste Ah già, è vero che non servono gli accenti. non sono mai accentate. Gliene faccio fare un'altra. Pagare il conto. Paga all cut. Brava. Paga con l'accento grave. Beh, ce n'ha uno No, solo. non serve. Forse. Con la dieresi. Ah sì? Ah, questa mi piace. All cut con la dieresi. Con la dieresi, ma all? All no, non serve. Ci vuole l'accento? Acuto. Ma Sulla no! O. Sugli articoli non brava. si va. Le ho indovinate tutte. L'accento acuto né acuto né grave sugli articoli non ci va mai. Gli articoli non vanno mai accentati. È vero, l'aveva detto. Sono io che sono un po' tarda a ricordare. Non ti preoccupi. Allora, adesso, mangia tutto, mi raccomando. Sempre io. Sei per me? Sempre le... Mangia tut, mi raccomande. Brava. Mangia tut con la dieresi sulla O. Certo. Tut, mi raccomande. Ecco, e lei non mi ha Senza detto altri accenti. Ecco, dove lo metterebbe l'accento? Su raccomande? Sulla A grave. Allora, la A ha sempre l'accento. Se dovessi metterlo. Se dovesse mettere, ma lo deve mettere? Su mi raccomando? No, perché è una parola piana. Brava, oh, ma siete dei mostri di bravura, ma bravi, ma benissimo. Allora, altra frasetta, basta signora Angeretti, torturata abbastanza. Antonella, che la sento, la vedo segnata. C'è? Antonella, c'è, mi sente? Antonella, forse non ha attivato l'audio. No, non vuole attivare l'audio. Fa niente. Carmen, mi sente Carmen? Sì, la sento. Brava, Sì. perfetto. Mi traduce questa frase. Regali di Natale. I regai de Nadal. Brava, dove mette l'accento su regai? Ci vuole l'accento? Per me no. Chi è che ha detto no? Penso è piana? Regai? Penso. No. Però finisce con due vocali e quando finisce con due vocali Bisogna metterla. Sull'accento, un acuto sulla E, regai. Allora aspetti, pronunciamo come me l'ha proposta lei. Regai. Come scusi? Se io la pronuncio come me la propone lei, devo dire regai. Sì. È giusto regai? No. No.
No, è sbagliato, per cui regai, Brava, dai, sul sulla regai, A. Grave o acuto? regai, acuto, Acuto. giusto acuto, Ma è grave, acuto grave, la, ciao, la A ha solo un accento, che è l'accento grave, perché non ne ha altri. È grave, sempre A. ok, La A è sempre A. ok, La E che ha ok, necessità di sapere se è grave o acuto. La O ha necessità di sapere se è grave o acuto, ma la A ok, resta sempre la A. Dunque, ok, grave, regai, regai di Natale? de Nedal, Mm. Accentiamo. Nedal, Dove? metterei ne e un accento sulla E, Brava. grave, Adesso io le dico che Nedal, io gliela dico come lei me la propone. Nedal. Perché se mette l'accento acuto sulla E, Nedal, per cui Nedal, allora sulla A, sulla A. Nedal va sulla A, Grave, ok, acuto, Nedal, grave. grave, Perché Nedal, sulla A, grave, potremmo metterlo acuto? no, la A, Perché per la cui A, va grave, bravissima, esatto. bravissima. Allora, ne facciamo un'altra. Sì, Passarsela male. Passarla male. passarsela male, Sì, passarla male. passarla male, mi viene che non lo so se esiste, passarla male, Passarla male va benissimo. Lo vuole l'accento passala o no? È una parola piana. sala, Mhm. Vuole no, l'accento? Ecco, qui è no, sbagliato perché passa- è voce del verbo mi- passare che si scrive con passare, l'accento, ho capito, però noi ci mettiamo accanto il pronome perché passare la vita lo mettiamo tra parentesi, Mm, lo immaginiamo passarla male, quindi noi ci mettiamo accanto un pronome, ma non possiamo modificare il verbo. Quindi passala vuole l'accento sulla A, la seconda A. ok, sola, E se è a una- seconda A, invece, ma se è un verbo che ha una vocale tonica come passà, dobbiamo mantenerla anche se aggiungiamo un pronome. Quindi passala, ho capito, bene. E mal, ok, ma, come scusi? e male? Mal, ma metterei anche lì un grave, mal, Ah sì? Scusi, lei provi a scrivere la parola mal con l'accento e mal senza accento. Mi dice come le pronuncia diversamente fra loro. non lo so, non ne ho idea, mal, mi viene da pronunciare mal, Lei ha accanto a sé un foglietto e una penna? sì, sì, ce Ecco. l'ho, Lei provi a scrivere mal senza accento. Lo scriva. sì, Mm. mal, l'ho Adesso scritto, M-A-L, mal, accanto mal con l'accento. Ha sì, scritto? M-A-L, ci metto un accento, sì, Sulla A, grave, sulla A, grave naturalmente. sì, E adesso certo, mi sì, legga tutte e due le parole. che viene da leggerle entrambe allo stesso modo, mal, Allora mal, l'accento non ci vuole. per Se cui, posso leggerle tutte e due ok, nello stesso modo, scusi perché metto l'accento. certo, Va bene. giusto, Allora, facciamo un'altra roba. Sempre lei. Lago di Lovere. Pollack, Deluer, Brava. E adesso mi dica cosa fa. Come fa a scrivere LAC? Lac, Mm, L-A-C, L-H, no, Lac, no. Abbiamo detto che con per la H? sapere, No, aspetti, abbiamo detto, a parte che ci vorrebbe l'H, ma abbiamo detto che per sapere sì, una parola che in bergamasco finisce con la C, per sapere come va scritta dobbiamo fare il suo diminutivo. Per esempio, in questo caso il diminutivo dell'H cosa sarebbe? Un lago più sarebbe Laghet, brava. Laghet, E come scriverebbe lei la get?
L-A-G-H-E-T. Bravo, Laghette. brava. Allora noi sappiamo che se il suo diminutivo vuole GH, anche il nome esattamente così come Sì. la vuole GH, anche lui, quindi lag. Lag. Anche se Ok, per cui GH. noi pronunciamo l'H, ha ragione lei, però la grafia vuole che sia GH perché è GH il suo diminutivo. Chiaro? Capito. C'è Ok, sì. un'eccezione. C'è un'eccezione. Mi dica come scrive Portec. Portec, P-O-R-T-E-C-H. Perfetto. Mi faccia il suo diminutivo? Porteghet. Brava. In questo caso Porteghet. Ha il GH. Porteghet. Sì. ma non diciamo Porteg, non scriviamo Porteg, No. scriviamo Porteg. Ok. È un'eccezione. Ho capito. Adesso Benissimo. usiamo sempre la parola Portec. Dove mette l'accento su, se ci vuole l'accento su Portec? Porte, non lo so, non lo metterei. Ah no? Allora Devo metterlo? Sì. Faccia lei. Portec, lo scrivo, provo a scrivere Portec, Porte, mi viene un acuto sulla E. No. Porteg. Non la sento. Portec. Abbiamo non sento la voce. Non sente? Non mi sentite? Sì, adesso la sento. Se io metto l'accento acuto sulla E, sono costretta a dire Portec. Ma io non voglio dire Capito, per cui un grave. Sì, un grave allora sulla Portec. Dove? Non so. Se lo rimette sulla E, se lo mette grave, diventa Porteg o Portec. Per cui sulla O. Brava. Sulla O devo mettere l'accento. Acuto o grave? Acuto. Brava, perché deve essere stretto. Acuto. Portec. Brava. Avevamo detto Luer, vero? Luer. Luer mi viene una grave sulla E, pronunciandolo. Luer. Non ho detto Luer. Luer, allora acuto. Ok, Luer. Un acuto sulla E. Ancora. No, allora non ci vuole. Io leggo Luer. Ma io non voglio leggere Luer, voglio leggere Luer. Luer. Per cui va sulla U. Brava. Grave o acuto? Acuto. Lu. Ah sì? Se no sarebbe la. No. La A, la U e la I hanno solo accento grave. Ah, solo accento grave. Ah, ok. Perché la U è sempre la U. Va bene. Qualsiasi parte lei metta l'accento, la U è sempre la U, la I è sempre la I. È tonica, ma l'accento è sempre quello grave. Anche se lo pronunciamo in maniera stretta, perché per fare U dobbiamo stringere la bocca, però è sempre U, quindi ha un accento solo. Sono solo la E e la O che vogliono accenti diversi. Chiaro? Sì. Ok. Va bene. Queste lezioncine di ripasso, secondo me, sono un toccasana, oltre che molto divertenti. Allora, abbiamo detto, bello questo. Mattina nebbiosa. Chi me lo dice? La signora Antonella che non mi ha risposto prima. Non vuole rispondere. Ardega. Niente. Persa. Signora Marilena. Eccomi. Mattina nebbiosa. Allora, era mattina nebbiosa. Mattina nebbiosa.
Brava. Dove mette l'accento su Nebiusa? Allora, Sulla U? sulla U? Sì, Sì. tonicamente sì, perché Nebiusa, sì. Ma abbiamo bisogno dell'accento? Mm, sto pensando, Sì, sì, non abbiamo fretta. No, No, è una parola piana? esatto. Ne, Verrebbe, però non ci va. no, non ci va, assolutamente. Anche se ci sono due vocali vicino, perché è Sì? vero che ci sono due vocali vicino, ma non sono in fine di parola. Sono proprio sulla Ok, penultima sillaba, a quindi metà. non ci va, sulla penultima sillaba non ci va, è una parola piana. Vediamone un'altra. Allora, senta sempre lei. Cattiva Sì? lavandaia. Allora, Katia Landera. Brava. Allora, adesso mi dice dove mette l'accento su Katia, se ci vuole. Sulla I? Brava. Perché in questo caso mettiamo l'accento? Perché la pronuncia marca... Vabbè, è tonica la I, ma anche prima Nebiusa la tonica era la U. Però non abbiamo Esatto. messo l'accento. Però non era la fine? Termine di parola, brava. Quindi Katia Esatto. va bene. E adesso la Andera. Mette l'accento? Sto pensando. A me verrebbe da metterlo su una delle due A di Landera. Ah sì? Proviamo a dire No? la Andera. Invece io ho bisogno di dire No. Andera. Landera quindi è sulla E. Perfetto, dobbiamo metterlo, è una parola piana. È una parola piana, quindi teoricamente non dovrebbe esserci. Però la vocale è la E, dunque, Quindi ci va. certo. E come lo mettiamo? Acuto o grave? Acuto? Certo, la Andera. Ok. Devo stringere Landera. Andera. Se no sarebbe l'Andera, ma no, noi diciamo l'Andera. Esatto. No. Katia la Andera, abbiamo visto dove vanno gli accenti. Andiamo avanti, ma non con lei. E andiamo invece a sentire Anna. Anna. Ce ne sono due di Anne, quindi mi risponda una Anna. A caso. Io ci sono. La prima Io ci sono. ecco, la prima Anna, lei è Anna senza niente, perché ne abbiamo un'altra che è Orlandi Rizzo. È lei? No, no. No, io sono... Ah, No, 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 lei Caglioni. basta, bene. E la signora Anna mi risponderà dopo. Allora, attenta, Nemico simpatico. Ecco, nemico in questo momento mi sfugge. Sympathec, le sympathec, ma nemico le... Nemis forse no, però se mi si... Certo, se è amico, lei è Sì. nemico. Amis, nemis. Certo. Vediamo se servono gli accenti. Allora, sul nemis, Mm? sulla I forse, Lei e lo mette acuto o grave? grave, Per forza. nemis, Ce n'è per una forza sola. La nemis. I è sempre I, quindi lo mettiamo sempre grave. Va bene, nemis e poi simpatico. Sympathec, allora se c'è da accentare la A, Certo, perché che è, sì, che è aperta tra è l'altro, quindi aperta
Aperto grave. la è sempre A, quindi l'accento è solo grave. E va bene, sympathetic. Ma allora, sarebbe una parola piana. Perché abbiamo necessità di mettere l'accento? Perché altrimenti la Q non si leggerebbe C. Ah no? E come si leggerebbe? Si leggerebbe sympathetic invece di sympathetic? No, noi dobbiamo, se volessimo scrivere sympathetic, dovremmo mettere la doppia C, ma noi sappiamo che la C dura si ottiene con CH, e questo lo sappiamo, sympathetic, finale CH. Perché abbiamo necessità di mettere l'accento sulla A? Visto che è una parola piana perché è la penultima sillaba che accentiamo. Perché? Però abbiamo necessità di mettere l'accento sulla A. Perché? Perché cade sulla E. L'accento? Perché cade... No, Se cade cade sulla sulla A. E, se cadesse sulla E, io dovrei dire sympathec. Invece dico sympathec. Ed è una parola piana. Perché? C'è soltanto una sillaba dopo la nostra E. Perché abbiamo necessità di accentarla? Perché è terminante con una? Consonante. Brava, con una consonante. Tutte le parole terminanti con consonante vanno accentate, indipendentemente da dove cade l'accento tonico. Dove cade l'accento tonico noi abbiamo la necessità di accentarle. Va bene? Facciamone ancora una. Sempre lei. Non correre, cammina. Cormia, cammina. Brava. Come scriviamo? Cormia o se no? Cormia, va bene. Come scriviamo cor? Allora, cor con l'accento grave. Ah sì? Cor? No, stretto, perché sennò sarebbe cor. Accento Stretto, acuto. acuto, quindi stretto. Cormia. Si fermi a mia. Come lo scrive mia? Così normale. Brava. Perché anche se lo dicessi con l'accento sarebbe lo stesso. Grandissimo. Cammina. Cammina. Cammina invece allora ci vuole sulla prima A se devo metterlo. Cammina. No, cammina sulla I. Sulla I. È necessità di metterlo? No, perché è un verbo. No, perché è una parola piana. Ah, ecco, no, perché pensavo camminare verbo. No, sì, invece è una parola piana. Certo, se io metto l'infinito, voce del verbo camminare, allora devo mettere camminare. Sodrea camminare. Sodrea camminare, in quel caso lo devo accentare. Devo camminare, gode camminare e metto l'accento. Ma in questo caso io dico a te, cammina. E quindi... Cammina te, imperativo. Utilizzo una parola piana, cammina, e non serve l'accento. Senza niente. Senza niente. Va bene. Bene, qualcun altro adesso, vediamo un po' chi mi risponde. Fra. Mi sente Fra? Sì. Brava. Lei mi sente, quindi io le chiedo che lei mi traduca questa frase. 3 albicocche. 3 albicocche. Lo sa, albicocche? Se non sbaglio, arbigocche. No. 3 albicocche. No? No. È bignaghe. No. Bignaghe. Bignaghe. E adesso lei mi dice dove metto gli accenti? 3 bignaghe. Allora, 3
L'accento sulla E finale di 3. Sì. Bignaghe. Mm. Sulla A di Bignaghe. Ho bisogno di mettere l'accento? Bignaghe. Penso di sì. Penso di sì. È una parola piana, una parola tronca o una parola sdrucciola? Mm, Che differenza c'è fra queste tre parole? dove va l'accento e quante vocali hanno? Come si dice? Quante sillabe hanno? Sillabe, esatto. Allora, Bignaghe. adesso io Allora, faccio un esempio Bignaghe. di parola. Adesso io le faccio un esempio di parola tronca. Virtù. Sì. Perché è tronca. Virtù. Beh, l'accento su. Esatto, perché è 2 sillabe. Virtù e l'accento sulla U. Sulla U, sulla vocale finale. Quindi accento sulla U, virtù. In questo caso però ci vuole la dieresi e non l'accento, perché la dieresi fa le veci dell'accento. Si ricorda di questo? Sì. Si ricorda? Sì, Allora, virtù che le fa diventare accentate. Mettere la dieresi come mettere l'accento. Me ne dica lei una tronca senza la dieresi con l'accento. Senza la dieresi con l'accento. Aspetti, Certo che aspetto. Tu, non saprei. Aiuto. Qualsiasi parola che ha un accento finale. In italiano, Sì, che l'accento. in italiano verità, in bergamasco? Non la so. Verità. Erità, togliamo la V iniziale. Erità. Dim la verità, dimmi la verità. Sì, dimmi la verità. Ecco. La verità. Sì. Accettiamo l'ultima vocale. E questa è una parola tronca. L'ultima Va bene? Sì. Adesso lei in italiano, non in bergamasco, mi dica una parola piana. Me la dica lei, in italiano, non in bergamasco. Sì, lo sto pensando. Cane, ad esempio. No, me ne faccia un'altra perché in bergamasco diventa un monosillabo. Non va bene. Per quello Amore. Anche in questo caso mi dica una parola piana perché sarebbe in bergamasco tronca. Aspetti, la penso. Famiglia. No. diventano tronche. No, mi dica una roba. Cittadino. È cittadì, diventa tronca in bergamasco. Mamma mia. Non lo so, vediamo. Matita. Matita, brava. Matita. Va bene. E usiamo matita anche in bergamasco. Vero. Va bene? Dobbiamo mettere l'accento sulla matita. Il fatto che non la so in bergamasco, la matita è la matita? Matita. Me scrive con la matita. Ok. Va l'accento sulla I allora. Matita. Però noi abbiamo detto che le parole piane non si accentano. Quindi matita è così, matita. Senza accento. Ok, senza accento. Che le parole piane, cioè quelle che hanno la vocale tonica sulla penultima sillaba, matita. Quindi la vocale tonica è sulla I che fa parte della penultima sillaba, non si accenta. Okay. Facciamo un'altra parola, gliela dico io in bergamasco, gliela dico prima in italiano. Camicia, in bergamasco è camisa. Camisa, sì.
Sì, Mettiamo l'accento sulla I. camisa. Mettiamo l'accento sulla I? Mm. No, No, perché è una lo parola. mettiamo Non lo mettiamo piano. a parte. Mm. Mm. Adesso gliene dico un'altra. Ciliegia in italiano. In bergamasco, ceresa. Sì, Seresa. Ok, Seresa. Seresa. Oppure no? No, penso di no. Seresa. No. Io invece le dico di sì e lo sa perché? Ah, Perché la E, no, perché la E può essere Sere. scritta in due modi, o Seresa o Seresa, ma noi dobbiamo dire Seresa, Ah, quindi abbiamo necessità. quindi serve per fare l'accento. Sì, acuto. Brava, Seresa. accento acuto, brava. Va bene, non la torturo più, Fra. Adesso sentiamo. Grazie. Però se non vi è chiaro qualcosa, ditemelo, capito? Allora, Mhm. signora Irina. Signora Irina. Vediamo se ha qualcosa di bello. Mi sente, signora Irina? Fa niente. Allora, sentiamo la signora Maraglino che non vuole rispondere. Ah, ci sono, brava Irina. C'è L'audio. Sì, ci sono. Brava, perfetto. Allora, lei mi deve dire, attenta, mi traduce stufa calda? La stua colda. Bravissima. E adesso mi dica come le scriviamo. La stua Stua U con la diuresi. la diuresi e la No. Dieresi. La dieresi. Va bene. E calda mi ha detto colda. Cosa deve fare? Colda. È piana. Lo so, però è una O. Colda. E ho due possibilità, o scrivere colda o scrivere calda. Io devo scrivere colda o calda. O chiusa. Quindi che accento mi serve? La O chiusa. Brava, l'accento acuto. Acuto, sì. Brava Irina, brava. Un'altra, sempre lei. La nonna e il nonno. La nonna è o il nonno. Brava, dove metto gli accenti? La nonna. Mm. Sempre la U con... Perché la U non è la nuna, è la nona. Ah, certo, la nonna. Quindi va bene gli accenti, ma dove li metto? Sempre sulla O. Brava. E come li metto? Gravi o acuti? Acuto. Brava, acuto, perché devo pronunciarli in maniera stretta. Quindi la nona e il nono. Brava, brava. Gliene faccio ancora una. Sì. Aspetta, Cibo riscaldato. Cibo, cibo riscaldato. No, cibo no, non si dice in bergamasco. Come si dice? Olmaia. Chi è che le ha detto Maia? No, l'ho sempre sentito Maia chi a Zogna. Ha ragione, però una signora non può dire Maia. È un po' grossolano, sì. È grossolano, bisogna dire mangià. Quindi o il mangià. Riscaldato. Brava, e adesso mi dica come mettiamo gli accenti. O mangià. Mangià, la A finale
Brava. Chiusa. Me la aperta o chiusa è sempre A, quindi ci vuole sempre grave. Quindi mangia con l'accento sulla A, grave. E rescoldat? Riscolta. Dove va l'accento? Ma è tronca? Sì, Riscolda. quindi Non va nessun accento. come? Se è tronca, ci vuole per forza l'accento, anche in italiano va l'accento. Rescoldat, quindi dove va? Sulla ultima A. Sì, ok. Riscoldat. Dove va? Sulla ultima A. Brava, brava. E deve essere acuto o grave? Mm, non mi sono ancora impadronita di questi acuti e gravi. La A ha un accento solo, è sempre A, quindi va sempre grave. Grave, sì. A è sempre grave. La A è sempre A, in qualsiasi modo la scriviamo è sempre A. Sono solo la O e la E che vogliono l'accento acuto o l'accento grave. Però siete bravi, siete bravissimi. Io vi dico la verità, se io fossi al vostro posto avrei già abbandonato. Perché è difficile la lingua bergamasca. Quindi voi siete veramente, veramente bravi, veramente. E poi quasi tutti siete in grado assolutamente di scrivere correttamente. Dopo certo, ma sapete che me li sbaglio ancora anch'io gli accenti. Devo sempre rileggere quello che scrivo, perché a volte mi scappa l'accento dalla parte sbagliata. Quindi non vi preoccupate di queste cose, che sono poi cose veniali, quindi le mettiamo a posto con il tempo e con un po' di esercizio. Se fate anche un po' di esercizio a casa, va bene comunque. Va bene, facciamo ancora ultima richiesta. Posso chiedere una cosa? Sara. Lei è sempre grave, giusto? Lei? La I, Ah, la I. l'accento della I è sempre grave. Sì, Ok, come la A e come la U, è sempre grave. ok. Quindi Anche aperto. certo, ma non Ok. esiste altro accento per la I, la U e la A. È solo No, la E. mi era venuto il dubbio perché sulla prima scheda che ci aveva dato c'era scritto la I ha sempre suono chiuso e per quello che non mi Ha un tornava. suono certo, ha un suono chiuso perché noi per pronunciare I dobbiamo stringere la bocca come U. Ah, ok, E ho quindi capito. sono vocali che hanno un suono chiuso, ma l'accento è sempre aperto. Ok, È chiaro. quello. Grazie. Bene, prego. Facciamo un'ultima richiesta. Allora, Oscar, mi sente Oscar? Sì, ci sono. Perfetto. Io le chiedo di tradurmi e di dirmi dove mettere gli accenti su cavallo nero. Caval, Cal, Cal? Niger, Bravo. E dove mette gli accenti? Cal, sull'ultima A, Bravo. Niger, mm, sulla E, perché dopo c'è la consonante. Ah sì, e allora io No? dico Niger. Ah, è vero, sì, sì, Niger. Io Quindi dico niente. Niger. Quindi dove lo metto l'accento? Termina in consonante, devo mettere Ah, sulla I. sulla I. Perfetto, bravo. Quindi Cal, Niger, bravissimo. Se io dovessi fare il plurale di questa parolina, Kai, bravo. Niger. Uguale, Niger. Sempre Sì. Niger, è sempre Sì, sì. Niger. Se le U, se gli tance, è sempre Niger. Signori, bravi, grazie, ci vediamo la prossima volta. Cominciamo con i verbi, preparatevi perché sarà un delirio anche per me. Quindi arrivederci a tutti. Ciao. Grazie Buonasera, mille. buonasera. Buonasera.